Ora Pelleggi può puntare, poi cerca Di Girolamo si libera bene e trova il gol del 3-0 allo scadere del primo tempo. 3-0 di Di Girolamo che porta la Toni Ponzi in vetta alla classifica. Ora Di Girolamo tu per tu con il portiere, Di Girolamo lo supera, però poi Ronchese con un fallo da rigore, anche il secondo cartellino giallo e il rosso, rigore per il Toni Ponzi e espulsione per la Roma Internazionale. Parte Di Girolamo che spiazza Palmisano e porta il Toni Ponzi sul 4-0 al 9 minuto di gioco. La Roma Internazionale sotto di 3 reti, è riuscita di 4 reti, è riuscita a rimontarne 3. Ora però il gol di Girolamo che probabilmente chiude la partita sul 5-3 al 20° minuto di gioco.